Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, con l'inizio della Formula 1 vera inizia anche F1 Challenge, ragazzi, lo sapete che mi piace sto gioco, soprattutto quando ricomincia la Formula 1. Allora FOI, stavolta però non voglio fare una gara singola per far vedere le stagioni, voglio fare dei campionatini da 10 giri, 8, non so, il 15%, e far vedere un po' le stagioni. Chiaramente si comincia con la 94 per celebrare Senna. Siamo in pole qua in Interlagos, è una gara favorevolissima, perché in certe gare do tanti secondi, su altre vado fuori subito, quindi sarà un po' così, vi avverto già i campionatini saranno così, su certe posso vincere anche con tanti secondi di vantaggio, su altre posso anche perdere al primo giro, quindi ecco, sarà così. Con la pioggia è durissima, per fortuna non l'ho beccata né in qualifica né in gara, e quindi per quello saranno campionati a vincenti, perché posso stravincere e straperdere, come sempre il Cume è così. Comunque insomma lo scopo è far vedere un po' le stagioni di queste serie e divertirci insieme, ecco. Però ripeto, saranno comunque non stagioni dominate, tutt'altro, perché basta un minimo errore e sei fuori, spacchi sospensioni, guasti. Ho messo anche guasti progressivi, quindi è in proporzione con i giri, quindi magari all'ottavo giro possono ritirarsi 6 macchine con rottura del motore, ecco, quindi insomma è un po' così. Oggi vediamo la stagione 94 con un campionatino, faremo 2 gare a video, anche di più se mi ritiro, e comunque almeno 2, sicuramente. Condizioni attuali sole, condizioni previste, pioggia, tracciato bagnato, però guardando le altre scuderie nessuno mette bagnato, quindi no, in realtà Demon Hill. qualcuno sì. Questo è... Qualcuno sì, qualcuno no. Condizioni... Questo è... Blandel. Proviamo a mettere le intermedie, quindi già la gara è strana. Carburante, mettiamo 4 giri. Voglio essere scarico adesso. Salve a tutti! Speriamo bene, raga. Quindi già primo colpo di scena. Devo È mettere... stato colpito da... Ha perso l'alettone posteriore. Ok, sì, si è un po' Herbert. bagnato, ho fatto Ha bene. colpito... Beretta. Ho fatto bene a mettere... Vedi, questa è una Johnny delle cose... Herbert. Ha perso l'alettone anteriore. Mamma mia, ecco la telecronaca è un po' buggata, ve lo Ukio dico già. Katayama. Si è ritirato nel settore 3. Ve lo dico già. Però con la che sfiga, con la pioggia non sono competitivo. Questo è l'unico gioco dove puoi partire con sole ma tracciato bagnato, chicca purissima. Non sono per niente forte sotto la pioggia, vedete che il primo posto è già saltato, per salvo i tiri. È prevista anche pioggia. Merda, attento, e mi supera anche Shumi, cazzo, però ho fatto la pole tranquillo. Questa è la dimostrazione che appena cambiano le cose sto gioco è impostato, è difficilissimo, raga. Con la pioggia sono poco competitivo purtroppo. E non piove neanche, solo tracciato bagnato, diciamo. Devo sfruttare sta curva che è qua che il computer perde un po'. È pronta ai box. Sirtec. È pronta ai box. La Rus. È pronta ai box. Comincia a piovere, comincia a piovere. Comincia a piovere. Prepariamo già il carburante. Ok. Arboreto. Sta entrando ai Dopo box. questa visuale, stavolta non ho. No! Gli specchietti. Merda, mi risupera Hakkinen, più è durissima, non veramente faccio una fatica immensa in queste condizioni. Difficoltà. Vaffanculo, non te va esserci il sole, no? Ah, una gara favorevole che potevo vincere. La Williams è pronta ai box. Sarà durissima, siamo settimi. Porca, oh, ma che sfiga, però questa è una gara favorevole Interlagos, Non ne avrò un miliardo di favorevoli, piove, ma vaffa. Hill. Leader della corsa sta entrando ai box. Ok, certi vanno ai box adesso, dipende dalla strategia. C'è stato un testa a coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Poi forse il cambierà le gomme, 21esimo. perché il mi sembra 8 le... giri al
al termine. Le gomme d'asciutto. E 22esimo, proprio dietro a te. Va bene, non contate l'ingegnere a volte vaneggia. Lotus. È pronta ai box. Siamo sesti ma in difficoltà. Abbiamo Alesi da dietro e Brundle davanti. Quindi supera Alesi, madonna. Le dura Beppe. Pedro Lamy. Entra ai box. Meno male che l'ho beccato poco, se no spaccavo subito la lettone. E ciao gara. In condizioni di La asciutto McLaren è pronta era ai box. vittoria quasi sicura. Porca, che La sfiga. Ferrari è pronta ai box. Sono giustamente loro là nei box. È pronta ai box. La Benetton è pronta ai box. È pronta ai box. Pacific. È pronta ai box. Siamo quarti. Mika Hakkinen. Sta entrando ai box. 21esimo. E 22esimo. Proprio dietro Non a te. ascoltatelo che maneggia il porco. Morbidelli. Entra ai box. Bernard Gachot. È stato colpito da... David Brabham. Siamo quarti. Sta entrando ai box. Bisogna capire anche che gomme mettere però, ma... Al momento con l'intermedia ancora andiamo avanti. Non sta piovendo da gomme da bagnato onestamente. Siamo 3 decimi da Barrichello, ma è durissima. Incredibile Brundle. Terzo. Hanno azzeccato la strategia ma non hanno messo le gomme giuste. Dei box al prossimo. Coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Va bene. Michael Schumacher. Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Passi di Schumi. 17esimo. 6 giri alla fine. Irvine. È 18esimo. Proprio dietro a te. Aspetta. Barrichello ce l'avevamo da 4 decimi di vantaggio, ma ormai. Però è dura, Fio, è durissima. Pacific. È pronta ai box. Adesso devo andare ai box anch'io. Però non mi sento di mettere le gomme da bagnato. Un bel rischio in realtà. So che cazzo fare. David Brabham. Non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Sono curve difficilissime in condizioni di pioggia, sto gioco. Bernard Maledetto. Gachot. Entra ai box. C'è stato un testa a coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Sosta per il Cume. Schumacher. Ah, Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Schumi sta volando. Sostona per il Cume. Vai. Andiamo ai box. Bernard. È ottavo. Proprio di fronte a te. Metto ancora l'intermedia e preghiamo. Nono. Wendlinger. È decimo. Dai, con vecchio, circa su. un minuto di svantaggio. Ok. Chiaramente non sono ancora di tutti i box, spero, perché sennò so cazzi. Ok, siamo 15esimi, usciamo. Speravo qualcosina di meglio. Chiaramente il livello è 110, 105 su 120, che vi assicuro che è duro.
Però in volo ho fatto una pole strepitosa. Però pago in gara. Che con la pioggia è veramente durissimo questo gioco. Schumacher, Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Schumi sta letteralmente volando. Fatica astronomica. Adesso vediamo se qualcuno va ai box, magari, grazie. Siamo nel corso del sesto giro. Nessuno ai box. Abbiamo 8 secondi da Morbidelli. 20°. 4 giri al termine. E 21°, proprio dietro a te. Non piove più in questa parte del tracciato. Dai Kume. Però stiamo perdendo la Morbidelli. Schumacher, Ha appena ottenuto il giro più veloce della Allora, gara. ho le gomme sbagliate a sto punto, ma guarda, come La Sauber è pronta buttare ai box. via una gara favorevole. Bravo Kume, bravo. la Russ, È pronta ai box. Mi stai piacendo, mi stai piacendo. La Jordan è pronta ai box. La Ferrari è pronta ai box. Tanti vanno ai box adesso. Karl Wendlinger, È stato colpito da... Pierluigi Martini, Karl Wendlinger, Sta entrando ai box. Karl Wendlinger, È stato colpito da... Barrichello, Tanto c'è da casino La davanti. Minardi è pronta ai box. Karl Wendlinger, Ha perso l'alettone anteriore. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Vediamo se Attento alle recupero bandiere qualche gialle. fottutissima posizione. Lotus, È pronta ai box. 21°. E 22°. Proprio dietro a te. Sempre 19esimi siamo. Ai ai ai. Barrichello, Si è ritirato nel settore 1. Ritiro per Barriuccello. Herbert, Entra ai box. Siamo 13esimi. Schumacher, È ora ai box. Tyrrell, È pronta ai box. Schumacher ai box adesso. Martin Brundle, Sta entrando ai box. Ben fatto, ora Ok. sei 12°. Non può continuare, si è ritirato nel settore 1. Dai, ritirati Schumi, ritirati anche tu, grazie. Bernard, Entra ai box. 12esimi, siamo Blondel. lontanissimi dalla zona Ha podio, perso dalla zona l'alettone punti. anteriore. La McLaren è pronta ai box. Speriamo che siamo in 28 e cioè negli anni, C'è in stato un quegli anni là testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere era gialle. pieno di ritiri. La Ferrari è pronta ai box. Però ho paura che la zona punti sarà leggermente dura. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Sento volando Sei bene. 17°. Era già... Herbert, È 18°. Proprio dietro a te. Jean Alesi, Sta entrando ai box. 11esimi siamo. La Minardi è pronta ai box. Ho perso tantissimo, mamma mia. Non so come ho fatto onestamente, ma ho perso La Jordan è pronta ai box. un casino di posizioni. Speriamo che tanti vadano in box all'ultimo giro, magari posso recuperare adesso. Martini, Entra ai box. Però in condizioni così faccio fatica a sto gioco. Ah, erroraccio. Eddie Irvine, Sta entrando ai box. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una C'è ball of stato un verde. testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle.
C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Per me ho le gomme sbagliate. Frenzen. È senza carburante, si è ritirato nel settore 2. Ritiro per Frenzen. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Sei tredicesimo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Stai zitto. Hakkinen. È quattordicesimo, proprio dietro a te. Purtroppo gara non esaltante velocità, ragazzi, è durissima. Schumacher. Ha concluso quarto. Abbiamo preso abbastanza le bombe, ragazzi. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Dopo una grande pole chiudiamo addirittura 11esimi. Decimi, scusate. Fuori dai punti, fuori da tutto. Prima gara andata. Non good, 0 punti conquistati. Ben fatto, non hai ottenuto dei punti, ma almeno hai finito la gara. Ah, vaffancuore. Mentre i team si stanno preparando a partire, diamo un'occhiata ai risultati ufficiali. Vediamo. Allora, Michael abbiamo Schumacher. chiuso Primo. decimi. Vince Schumi, Berger, Bundle, Demonil, Gerhard Fittipaldi Berger. e Bernard vanno a Secondo. punti. Mamma mia, ho preso veramente Martin le bombe, Brundle. Terzo. Esaminati La i classifica risultati, è il è la momento di seguente. aggiornare la classifica Purtroppo del sì. campionato piloti. Prossima La tappa. Benetton sale al primo posto e Gran premio di Aida che neanche conosco. Speriamo bene. Seconda tappa Aida. 12 giri e purtroppo non conoscendo la pista 17esimo tempo in griglia, ragazzi, rischio veramente. 12 giri. Facciamo una sosta più lunga stavolta. Cazzo no, devo per forza andare ai box. Andiamo ai box all'8º. Ok. Vai raga, rock and roll. Vai. Facciamo una buona partenza qua, non è prevista pioggia. David quindi Brabham. È stato colpito da... Bernard. Sfruttiamo la potenza della Williams. Eric Bernard. Ha perso l'alettone anteriore. Ukio Katayama. Si è ritirato nel settore 3. Ciao Yuko. Panis. Ha perso l'alettone posteriore. Problemi anche per Schumacher, ha perso l'alettone posteriore Schumi. Ha perso l'alettone posteriore Schumi, siamo quarti. È coperto ma non è prevista pioggia. Barrichello. È stato colpito da... Irvine. Siamo in tanti 27, mi ricordo quanti incidenti in queste stagioni, ragazzi. Poi con i guasti La Benetton è pronta ai box. progressivi, è tutto proporzionato ai giri, non La possiamo fare Jordan tanti giri, se è no pronta ai box. Ha gare perso brevi l'alettone posteriore. ma intense. Ligier. È pronta ai box. Ha perso l'alettone anteriore. Dai, con l'asciutto facciamo sicuramente meglio, dai. Pacific. È pronta ai box. Hakkinen. È terzo, proprio di fronte a te. Siamo contro Mika, Sei quarto. contro un giovane Aki nella prima Verstappen. vera È stagione, quinto, dopo la prima con meno di stagione. 3 secondi di svantaggio. Bernard. Entra ai box. Ok, ci sono problemi forse per la Williams. No. Michael Schumacher. Non può continuare. Ritira per Schumi. 3. Non ha l'alettone, non ha il... Barrichello. Si è ritirato nel settore 3. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Mamma mia, quanti Sta ritiri. entrando ai box. Poi ne possiamo La approfittare Williams noi, è pronta ai box. perché stavolta partendo male possiamo far bene. David Brabham. Non può continuare, si è ritirato nel settore 3.
La Jordan è pronta ai box. Chiedono Gerhard Berger a 1 secondo e 5. Ligier. È pronta ai box. Sei primo. Berger. È secondo, con meno di 3 secondi di svantaggio. È là comunque Gerhard. È là Gerhard. Berger. Ha perso l'alettone posteriore. E godo. Buono, problemi anche per Berger. Panis. Entra ai box. C'è stato un testa a coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Stare molto concentrato, raga. Eddie Irvine. Si è ritirato nel settore 3. La Ferrari è pronta ai box. Abbiamo Verstappen, mano Max, abbiamo Jos Verstappen in secondo, incredibile. Sei primo. 9 giri alla fine. 9 laps remaining. In un Verstappen. inglese È perfetto. secondo, con circa 5 secondi di svantaggio. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. 6 secondi da Verstappen, ci stiamo ambientando dopo una qualifica veramente difficile, sempre all'asciutto. Ho approfittato anche poi per i guai, eccola là, di quelli davanti, mamma mia, poi rischiato, Ovviamente dobbiamo stare attenti anche noi di non rompere il motore, cambio, freni, Perché chiaramente anche noi possiamo subire queste cose. Che oggi possiamo recuperare i punti persi in Brasile. Abbiamo la macchina migliore insieme alla Benetton. Sei primo. 8 giri al termine. Verstappen. È secondo, con circa 5 secondi di svantaggio. Ovviamente non è che posso commentare in maniera devastante perché avete visto basta un attimo per sbagliare, per perdere la gara. Tra un po' devo fare anche la sosta. Sempre 5 secondi circa da Jos. Molto bene, molto bene. Se teniamo questo ritmo possiamo vincere a sta gara, salvo altre cose. Sei primo. 7 giri alla fine. Verstappen. È secondo, con circa 5 secondi di Tracciato svantaggio. particolare questo giapponese. Tracciato molto curioso, se così si può definire. No, mamma mia! Basta un attimo per perdere, raga. Non esistono gare facili. Poi in questi campionati, in questi Formula 1 qua, si ritiravano anche 15 macchine a Gran Premio, cioè nel senso, per dire, si ritiravano una quantità industriale per guasti al motore, problemi ai freni, cambi, incidenti. È tutta un'altra Formula 1, ragazzi, noi ce la godiamo insieme. Sei primo.
Verstappen sta recuperando. 6 giri al termine. Aspetta. Gara della vita Verstappen. per È Verstappen. secondo, con meno di 3 secondi di svantaggio. Hakkinen. Ha perso l'alettone posteriore. Problemi per La Hakkinen. gomma posteriore destra sta cominciando a rovinarsi. La gomma posteriore sinistra sta cominciando a rovinarsi. Problemi alle gomme, cazzo. Non ci voleva per niente questa. Merda. Infatti faccio fatica adesso. Cioè, avete visto ragazzi il grado di simulazione di suo gioco? Cioè, è devastante. La McLaren è pronta ai box. I meccanici ai box sono pronti. Box, box, box. No. Verstappen. Si è portato in prima posizione. Morbidelli. Ha colpito. Hakkinen. Andiamo ai box. Verstappen al comando. Alesi. Noi siamo terzi per il momento, dai, cambiamo le gomme, cambiamo Hakkinen. tutto. Perfetto. Sta entrando ai box. Buono. Blundell. È ottavo, proprio di fronte a te. Secondo me tanti andranno ai box alla fine, secondo me. Nono. Questa è la mia sensation. Oh, finalmente abbiamo le gomme a posto adesso, possiamo tornare a spingere. Qua sono consumate prima per esempio rispetto al Brasile. La proporzione insomma è la stessa di consumo carburante e gomme rispetto ai giri che abbiamo. Era Roland Ratzenberger, 15esimo. Un ricordo per il grande Roland. Grande magari non come pilota, perché alla fine è venuto in Formula 1 a 30 anni. Però uno che ha dato tutto per la sua passione, ha rischiato anche più di quello che doveva rischiare purtroppo. Quel tragico weekend di Imola. Barrichello, incidente grosso. Roland in qualifica. Il grande Ayrton in gara. Più anche un incidente che ha ferito gli spettatori sempre in quel weekend schifoso del 1994. Morbidelli. Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Oddio, fastest lap di Morbidello. Blundell. È ottavo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Nono. Frentzen. È decimo, con meno di 3 secondi di svantaggio. Non va nei box, si stronzi? Abbiamo Blundell davanti. Stiamo spingendo per recuperare, però devono andare ai box per forza. La Sauber è pronta Pronta ai ai box. box. Lotus. È pronta ai box. Gianni Morbidelli. Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Morbidelli scatenato. Blundell. È ottavo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Nono. Beretta. È decimo, con circa 5 secondi di svantaggio. Non riesco mica a prenderlo Blundell della minchia, eh. Ci vuole sempre un ritmo indiavolato. Lami. Non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Ritiro per Lami. La Ferrari è pronta ai box. È pronta ai box. La McLaren è pronta ai box. Un po' di paura per il carburante, La cazzo. Minardi è pronta ai box. Devo vedere che ho C'è sbagliato. stato un testacoda nel terzo settore. No, Fiori. Attento alle bandiere gialle. Sto consumando di più. Larus. È pronta ai box. Ma che cazzo? Ma guarda che roba. C'è stato un testacoda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle.
stato un testa a coda nel terzo settore. Attento alle Vai, bandiere vai, gialle. vai, vai. Verstappen, È primo, con circa 20 secondi di No, fio, il vantaggio. carburante forse non mi basta. Non Sei ci credo. secondo. Fittipaldi, È terzo, proprio dietro a te. Alesi, Si è ritirato nel settore 3. Ritiro per Alesi. Ma rischiamo anche noi. La Benetton è pronta ai box. Non ci voglio credere. C'è Ho stato fatto un male i testa a coda conti. nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. Buttiamo via un'altra gara, non ci voglio credere. Johnny Herbert, Non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Ok, riferirò ai meccanici le tue istruzioni. I meccanici ai box sono pronti. C'è stato un testa a Non coda ci nel voglio terzo credere, settore. non ci Attento voglio alle bandiere credere. gialle. Larus, È pronta ai box. Inaccettabile. Devo fare una sosta in più. Ligier, È pronta ai box. Verstappen, Si è ritirato nel settore 3. Si è ritirato anche Verstappen, che culo. Veloci però, veloci. Veloci. Sei primo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Cioè è andata veramente di bava, che sono ritirati tantissimi Fittipaldi. sta gara. È secondo, proprio dietro a te. Christian Fittipaldi, È senza carburante, si è ritirato nel settore 3. Alboreto, È senza carburante, si è ritirato nel settore 3. C'è un po' di bug chiaramente, ragazzi. Comas, Non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Si è ritirato nel settore 3. Sono un po' di bug, si è ritirato il mondo in sta gara. Ma va bene così, va bene così. Lo scopo di questa serie è far vedere un po' i campionati passati, fare qualcosa di diverso. Se ci sono vaneggi fotte sega, questo è un gioco del 2002, ragazzi. E andiamo a vincere con 2 soste, grazie ai ritiri di tantissimi. Il Gran Premio del Giappone di Aida. Perché per me si chiama Aida. Hai Yes. vinto! Ottima corsa, ben fatto! Very good. Wendlinger, Ha terminato in seconda posizione. Buono. Heinz Harald Andiamo alla Frentzen, classifica. Ha concluso terzo. Olivier Beretta, Ha terminato in quarta posizione. Al termine della gara diamo un'occhiata ai Allora, risultati. siamo rimasti in 6, ragazzi. Mamma mia. Il pilota Williams primo, Non classificato carburante, incidente. Karl Wendlinger, Mamma secondo. mia, un disastro. No, bellissimo. Stupendo. esaminati i risultati è il Vediamo la momento. classifica, La Williams abbiamo- conquista la prima posizione nel Ho campionato sbagliato. costruttori. Scusate, raga. Prima di iniziare Allora, la sessione classifica di prove abbiamo libere, diamo 10 un'occhiata alla punti, classifica veneziano, del Schumi, campionato Berger piloti. 6, Verlinder 6, Brandl 4, Frenzen 4, Demonil 3, Bernard Barretto e tutti gli altri, ok. Lotta con Schumi, chiaramente. Dopo aver visto Costruttori, la siamo primi classifica con 3 piloti, punti. è ora il Raga, momento su di tutto il passare conto, a quella veneziano. costruttori. Ciao!